20° minuto, Altafini, ancora sulla destra, va via Bruscolotti e quasi dalla stessa posizione di prima porge ad Anastasi che realizza senza difficoltà. Juventus 2, Napoli 0. La Juve riparte e segna ancora, Anastasi va via sulla destra, supera di slancio Zurlini e di sinistro infila la porta sull'uscita di Carmignani. La Juve risponde con questo centro di Anastasi. Carmignani mette in angolo la conclusione di testa di Cucurella. 28°. Per questo fallo su Anastasi viene espulso Vavassori, già ammonito in precedenza insieme a Caudio. Terza edizione del premio giornalistico regionale Pietro Anastasi. Ancora una volta la manifestazione per ricordare un mito che è già diventato leggenda. Vi aspetto a Pedara, 28 di novembre alle ore 16, con ingresso gratuito presso il Centro Expo. Il premio che premia i giornalisti.